S'entrava e s'antuià, cosa votai si scrade l'anno, cosa votai si scrade io, non tocchese a pillelleo, in domini sosato, s'antuiava, s'entrava e s'antuiava. Ecco qua, questa chi la diceva? Dove la dicevano? Quando faceva il temporale, diciamo così, Ecco, ma in casa o in campagna? anche in casa e in campagna, sì. Quello è un costumato che c'era nel mio tempo. A protezione, per esempio, ai cavalli, ai E buoi. i cavalli avevano l'attrezzatura che mettevano in testa, dei cose verde, tutto tipo vita, una rosa, Daniele, che pendevano, e erano tutte, c'era il verde, il rosa, era tutto colorato così, i cavalli, Questo, ma i buoi erano un'altra. i buoi, per esempio, avevano diversi oggetti appesi a seconda dei giorni. Per i Portanto giorni, li mettevamo s'agutturava una rosa, con le campane solo per. quello per tutti i giorni, per lavorare. Come adesso hanno le pecore, hanno le belle campanine e poi c'hanno anche i buoi li mettevano lo stesso così. E poi li mettevano anche qualche fiocchetto così, Di che colore? verde, comunque si metteva lo stesso. Ascolta, e tu hai qualche gioiello, qualche amuletto, qualche medaglia? Questo che ho trovato. E dove l'hai trovato? Il territorio si chiama Peregungiao. Eh, Stavo zappando e l'avevo trovato. E poi avevo chiesto a Giorgio, avevo detto a mio figlio, forse il Maragli faceva il suo guglielmo. questo te l'ha detto tuo figlio. Sì, E quindi l'hai conservata? l'ho conservato. E da quanto tempo ce l'hai? E ce l'ho da molto, un paio d'anni, ma molto. E cosa c'è disegnato? Ci sono due teste, Una in un senso e una nell'altro. una nella